Sembra essere tutto pronto, countdown è arrivato a 0, la macchina sta per iniziare a muoversi per questa seconda corsa. Premio Casa dei Risvegli, Luca De Nigris, prova Gentleman per cavalli di categoria E e di categoria D. Autostart in movimento. Con il numero 1 Blue Light, Vittorio Miniero, 2 Dursamore SM, Giuseppe Leanza, 3 Cobalto di No, Andrea Bonacci, 4 Citylux Matteo Zaccherini, 7 Discovery Mail Jessica Rosaspina, 8 Endrigo Roberto Michelotto, 10 Elettra Griff Daniele Zanardi. Autostart che raccoglie i concorrenti lungo la piegata di sinistra, 4 in prima fila, 3 in seconda per la prova Gentleman di giornata. Autostart che inizia a prendere velocità. Partiti. Citylux, il più veloce, assume l'iniziativa nei confronti di Blue Light, poi lungo la corda filtra bene Discovery Mail, rimane all'esterno Cobalto di No, che precede Elettra Griff, ancora allo steccato Dursamore SM, alla retroguardia Endrigo. Lancio veloce intorno al 14 per Citylux, che ha preso la testa in maniera brillante e completa i primi 400 metri in 29 sul mio, 28,4 addirittura sul cronometro di pista. Citylux comunque in chiaro vantaggio nei confronti di Blue Light, la terza posizione per Discovery Mail, mentre Elettra Griff scavalca Cobalto di No, in coda un'incertezza per Endrigo. 600 metri in 43,5, con al comando Citylux nei confronti di Blue Light Discovery Mail, quindi all'esterno Elettra Griff, poi Dursamore SM e alla retroguardia Cobalto di No. Si viaggia sul piede dell'1:12,5, ritmo veramente alto con l'imposto da Citylux, che viene a completare i primi 1000 metri di gara in 1:13,5. Citylux in vantaggio nei confronti di Blue Light, in terza posizione Discovery Mail che sposta all'esterno. La mossa decisa di Discovery Mail che arriva al lato di Blue Light e cerca di portarsi su Citylux, il quale ha fatto un 15,2 per la retta opposta alle tribune. Citylux in vantaggio, Discovery Mail che lo raggiunge. Si pone in schiena Jessica Rosaspina che risparmia tutto per la retta d'arrivo. Torna a spostare ora a 200 dal palo. Citylux in vantaggio, Discovery Mail che prova a sferrare l'attacco. Citylux che prova la difesa, insiste Discovery Mail che però si appoggia in giù e le ruote così entrano una nell'altra. Citylux allora si svincola. Citylux vince nei confronti di Discovery Mail. Al terzo posto finisce Dursamore SM. 1:14,3 per la vittoria di Citylux. Matteo Zaccherini in salchi per Riccardo Pezzatini, che è allenatore e proprietario dell'8 anni da Wishing Stone, che vince nettamente sul traguardo. Discovery Mail ha avuto un grosso on pass nel superarlo, i due si sono agganciati e così poi Discovery Mail non si è più rimpegnato al largo. Terzo posto per Dursamore SM.